La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno, la saggezza è lasciare andare qualcosa ogni giorno, detto Zen. Buongiorno a tutti, sono Mochi Fatima, operatore del benessere, titolare dello studio Ananda Indigo, disciplina del massaggio. E oggi, al consueto appuntamento per la rubrica del benessere, appunto, volevo parlarvi di fanghi. Perché anche i fanghi fanno parte di questa categoria perché ci aiutano a stare meglio e quindi ci danno benessere. Come certamente saprete, esistono diversi tipi di fanghi e io in particolare oggi voglio parlarvi dell'argilla. Preparare un fango richiede un procedimento molto lungo e specifico. Intendo per esempio i fanghi termali che devono essere portati a maturazione in determinate vasche apposite con l'acqua termale appunto per arricchirsi degli oligoelementi e quindi hanno un procedimento particolare, mentre l'argilla la troviamo in natura così com'è e possiamo utilizzarla così com'è. Naturalmente non usiamo quella che stacchiamo dalla roccia o che troviamo in certe spiagge semplicemente perché non ce l'abbiamo a portata di mano, perché nulla vieterebbe di farlo, anzi l'acqua salata pare che potenzi gli effetti e le proprietà dell'argilla. Comunque esistono diversi tipi di argilla e anche l'argilla stessa è usata per i fanghi termali. Molte volte vengono, a seconda del tipo di fango che devono fare, usano appunto l'argilla. L'argilla fondamentalmente è un rimedio miracoloso e chi si vuole accostare al benessere, chi si vuole accostare a questo mondo non può non conoscere i benefici che questa terra naturale regala all'uomo. Perché tra l'altro serve per tantissime cose, è facile da procurare e per chi volesse acquistarla ha comunque un costo molto contenuto. Ed è uno tra i rimedi più antichi dell'uomo, che l'uomo ha a disposizione e che l'uomo comunque conosce e ha usato perché aiuta efficacemente in modo naturale in tante situazioni e può essere adoperata, diciamo, per diversi disturbi. La troviamo appunto di diversi tipi, cambia colore in base alla composizione e in base alla locazione dei giacimenti. Va da sé che comunque cambieranno anche le proprietà, però non è che cambiano completamente. Diciamo che alcune sono più accentuate di altre, ma la base comunque, voi nel corso della trasmissione vi renderete conto che ripeterò parecchie volte le stesse cose, proprio perché le diverse argille hanno comunque delle proprietà comuni, perché comunque argilla è. E tra l'altro una particolarità è che l'argilla può essere usata anche internamente, quindi si prepara l'acqua e si beve. Ci sono diversi modi di usarla ed è anche la colorazione è naturale. Quindi facciamo qualche esempio. Abbiamo per esempio l'argilla verde. L'argilla verde contiene più silice, circa il 50%, ed una percentuale più bassa di alluminio. Possiede un pH leggermente alcalino e ha proprietà antinfiammatorie elevate e ha un altissimo potere assorbente. È particolarmente adatta per la cura dell'acne e degli eczemi, quindi fa benissimo alla pelle. Se usata per via interna, sembra che svolga una attività disintossicante. Poi abbiamo l'argilla bianca. L'argilla bianca ha un'alta percentuale di silice, sia di silice che di alluminio, che le conferisce questo caratteristico colore.
una precisazione doverosa. L'alluminio è naturalmente presente nell'argilla, ma c'è una sostanziale differenza tra la chimica che forma questa sostanza che è stata incriminata e comunque è incriminata, che è contenuta per esempio in alcuni prodotti dove sono presenti i sali di alluminio, in particolare il cloridato di alluminio. A livello chimico, e questi sono aggiunti volutamente in percentuali significative in certi prodotti, mentre a livello chimico questo sale non è paragonabile all'alluminio che è naturalmente presente nell'argilla, sono completamente diversi, cioè hanno comunque un effetto diverso. L'argilla bianca è chiamata anche kaolino, dal nome della regione cinese Kaoling, dove fu scoperto il primo giacimento. È la più sottile, la più fine di tutte le argille ed è molto utilizzata per uso interno, perché pare che appunto per uso interno combatta le fermentazioni e le intossicazioni intestinali. Sembra che possieda appunto virtù assorbenti e nel caso di un uso interno proprio assorbenti nei confronti dei batteri e dei virus presenti nel sistema digerente. Quindi diciamo che un po' regolarizza il tratto intestinale e le attribuiscono la capacità di assorbire i gas e le tossine e per questo è riconosciuta utile in caso di gonfiori o di intossicazioni alimentari. Ad uso interno, quindi, le riconoscono un ruolo di protettore gastrico, perché offre sollievo in caso di acidità, di bruciore di stomaco, di ulcera e regola l'acidità e il pH. È considerata cicatrizzante e antinfiammatoria. Per uso esterno, invece, l'argilla bianca viene usata soprattutto nelle maschere di bellezza, oppure come antismagliature per tutto il corpo a livello generale. Non contiene ferro o comunque se ne contiene è proprio una minima parte, una bassa percentuale. L'argilla bianca ha la caratteristica di purificare la pelle e restringe i pori dilatati. Può essere usata per la pelle screpolata, soprattutto sui talloni quando si formano tipo quelle ragadi. È utile anche per esfoliare la pelle ed è indicata per pelli secche e mature. È un rinnovatore cellulare e rimineralizza l'epidermide. Il kaolino è l'argilla più dolce per la pelle. Io la uso per fare i pin da sveda sul viso, che sono dei tamponi particolari, un massaggio particolare che io faccio e per il viso uso il kaolino. Infatti è adatta per pelli molto sensibili, quindi anche la pelle del bambino e per le pelli intolleranti. E queste virtù cicatrizzanti e antisettiche la rendono preziosa in caso di irritazioni. Una curiosità: può essere usata per fare gargarismi in caso di gengive, di gengive irritate o di mal di gola. Abbiamo poi l'argilla rossa. L'argilla rossa appunto perché è ricca di ferro, è povera di alluminio. Pensate che gli antichi romani la usavano per combattere i dolori articolari e anche come rimedio medicamentoso per le ferite, soprattutto la usavano con i cavalli perché per loro erano preziosi e quindi quando erano feriti oppure per lavarli in maniera che li proteggevano dalle infezioni e dalle malattie. All'argilla rossa viene attribuito un potere antinfiammatorio ed è utile per chi ha la pelle che si infiamma e si arrossa facilmente. Un'altra curiosità è che se si soffre di gengive infiammate, basterà immergere uno spazzolino nell'argilla rossa, strofinare delicatamente le gengive e poi risciacquare accuratamente.
L'uso di argilla rossa è molto indicato per pelli sensibili e con problemi di dermatite. Molto assorbente, l'argilla rossa è consigliata per lenire le irritazioni cutanee e provoca sollievo nel caso di dolori dovuti a storte, a contusioni, e a ematomi, a echimosi e a dolori muscolari. L'argilla rossa aiuta a sgonfiare e ad attenuare il dolore. Per ascessi e foruncoli, addirittura in caso di mal di testa, di nevralgie, l'argilla rossa stimola la circolazione sanguigna. Ma ancora abbiamo l'argilla gialla. Il colore giallo è dovuto alla presenza di ferro e di rame, di una composizione di ferro e di rame. È molto indicata l'argilla gialla per essere applicata sul collo, sulla schiena, ma anche sulla colonna vertebrale in caso di dolori. Ha una buona azione rinfrescante e può essere usata mescolata alla rossa per un'azione più completa. Per problemi di ossa, per attenuare i dolori e in caso di grave affaticamento. Combinata con l'argilla verde, l'argilla gialla stimola la riparazione dei muscoli e dei legamenti. Poi abbiamo sempre in natura, infine, l'argilla grigia. L'argilla grigia è conosciuta come argilla tedesca perché è stata scoperta in Germania nel secolo scorso e deve il suo colore all'alta percentuale di silicio, fino al 60%, che insieme all'alluminio conferiscono al prodotto un'enorme azione antinfiammatoria e antiacido. Infatti viene indicata per uso interno nella cura dell'acidità di stomaco e delle infiammazioni intestinali, anche questa, oltre a favorire un drenaggio dei liquidi in eccesso e a svolgere un'importante azione alcalinizzante. Ha un effetto, ha un elevato potere di scambio cationico e un forte potere assorbente ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Attenzione, quando parlo di potere assorbente intendo anche ad uso esterno, perché l'argilla agisce per un processo osmotico, quindi estrae le tossine idrosolubili dal corpo e contemporaneamente cede ai tessuti i sali minerali che possiede in grande quantità. Quindi questo potere assorbente e questo scambio c'è anche quando noi facciamo delle applicazioni di argilla, non è necessario esclusivamente berla. Poi abbiamo anche l'argilla rosa, però l'argilla rosa è un mix tra l'argilla bianca e l'argilla rossa, è una miscela tra l'argilla bianca e l'argilla rossa. È comunque ricca di sali minerali, per cui silicio e ossido di ferro, e quindi ha un effetto purificante, antiossidante e decongestionante e lenitiva e rigenera e ripara il tessuto connettivo. Quindi è ideale appunto per pelli sensibili, delicate e disidratate. Quindi riassumendo possiamo dire che in generale l'argilla, quando sentite parlare di illite, bentonite, rassul, marina antracite, luvos, insomma state sentendo parlare di argilla. Sono i vari nomi dei vari, anche dei vari posti dove viene trovata. Allora, può essere considerata, ha varie consistenze. Allora, la consistenza ventilata, che è la più fine di tutte, che è quella che viene assunta per via interna. Poi abbiamo l'argilla fine, una consistenza fine, ed è utile per i bandaggi, frizioni, irrigazioni, applicazioni estetiche, tipo maschere per il viso e ancora cataplasmi e impiastri di normali dimensioni. Io per esempio, appunto, come ho detto prima, la uso nei tamponi, nei bolli di cotone,
quando la utilizzo sul viso, però troviamo anche la consistenza grossa. Allora la consistenza grossa viene utilizzata non solo a livello topico, ma anche per bagni, per pediluvi, per cataplasmi, per impiastri di grandi proporzioni. L'applicazione topica dell'argilla può venire potenziata con l'aggiunta di oli essenziali in base alla tipologia, al disturbo e al trattamento cosmetico che uno deve fare. Per cui può essere effettivamente mischiata e comunque può essere rinforzata anche con mettendoci delle erbe particolari. Sempre ci sono delle ricette speciali mirate a quello che vogliamo ottenere, sempre tenendo presente che è cicatrizzante, battericida, antinfiammatoria, antidolorifica, che ha tutte queste proprietà comunque comuni. E poi aiuta appunto a livello di energia e sia internamente che esternamente, quindi tutto il corpo ne trae beneficio. E poi la posa del fango, l'attesa, l'essere rilassati con gli occhi chiusi e cullati dalla musica intanto che si fanno questi impacchi, tutti questi elementi agiscono in sinergia per donare benessere all'organismo. E con questo bellissimo pensiero io vi do appuntamento la settimana prossima e ricordando che rispondo per qualsiasi cosa al numero 345 812 0427. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.